stiamo centrando la creta. La parte più difficile è la centratura. Mi bagno spesso le mani perché la creta deve slittare. Ecco, già io l'ho centrata, sotto le mani la sento centrata, quindi ora incomincio l'altra seconda fase, cioè quella di bucare la creta, vede? Io ho l'argilla nera. Ecco, vede già? Sto incominciando a bucare. Ecco, Ma quando hai imparato? da piccolo, perché mio nonno, i miei zii, tutti lavoravano la creta, quindi io andavo da loro e leggermente ho appreso questo hobby. Per me è diventato un hobby. Ecco, vedi? In questo momento io ancora non ho in mente cosa devo fare. Ora, in questo momento, per esempio, può sembrare anche un vaso, un qualche cosa, già posso dare la forma che voglio. Quindi, per esempio, se voi già mi suggerite di stringere un po' di sopra, io la posso stringere, guardi, Ci metto un pochettino d'acqua. vede? Ho già cambiato forma. Poi posso allargarla di pancia. Vede? Sono io ora che dirigo l'argilla. Ecco, ora la stringo ancora di sopra. Ecco, già abbiamo fatto un vaso, per esempio. Lei invece sta lavorando l'argilla, Sto lavorando l'argilla. perché bisogna lavorarla prima di Bisogna iniziare. lavorarla prima, esce l'aria che c'è dentro, così viene meglio a lavorarla con il torno. Altrimenti non la può lavorare. Comunque, vede, posso anche stringere ancora, per esempio, posso fare quello che voglio. Ecco, vede, per esempio, posso fare questo, lo posso portare così. Poi servendomi di un piccolo attrezzativo qualsiasi, posso fare anche qualche... Ecco. Quindi stiamo modellando. Modellando così a quello che Un viene. disegno. Ecco, questo mi serve per togliere le impurità. Siccome l'abbiamo toccato con le mani, tutte queste cose, vede, con la spugna tolgo tutte le impurità. Ora mi accingo a fare una piccola base. Non c'è la cultura di questi oggetti meravigliosi che sono uno diverso dall'altro, uno che escono spontaneamente. Ripeto, quando prendo un pezzo di creta non so mai cosa devo fare. Tu stai cercando di imparare quest'arte. Sì, a poco vediamo di imparare a portare avanti questa tradizione. Cosa sta facendo in questo momento? Sto staccando dal tornio, dalla base. Ecco, sto staccando. Questo è un pezzo di lenza da pescatore. Da pescatore. Ora Adesso io lo lui devo abilmente prendere. lo prende. Adesso la parte più difficile, perché si rischia di rovinare tutto. Certo. Io mi affido a lui. E adesso bisognerà lasciarlo asciugare per diversi giorni. Sì, per diversi giorni, almeno una settimana sicuro. Non al sole, che dice comunemente, no, deve essere un luogo sereno, tranquillo, cioè né troppo caldo né troppo freddo né troppo, perché se no